posizione del sindaco rispetto al parere della commissione VIA del procedimento. Allora, il testo che, diciamo, di riferimento che governa, diciamo, sindaci e amministrazioni enti locali si chiama è il decreto legislativo 267 del 2000 ed è sull'ordinamento delle autonomie locali. All'articolo 1 c'è scritto che il sindaco interpreta e tutela gli interessi della comunità che rappresenta. Se questo è vero, come è altrettanto vero che nella documentazione che il General Contractor IRICAV 2 ha trasmesso al sindaco nel mese di novembre del 2015 era omissivo della verifica e validazione del progetto, come quindi non era stato adempiuto l'articolo 93 del codice a parte al 112, tu dovevi controllare documento per documento. C'è un'altra legge, la 228 del 2011, che parla di rating di legalità che riguarda le società. Bene, la società Landers SpA rientra, ha perso i requisiti, diciamo, dal momento in cui l'amministratore delegato è stato arrestato e dove c'era l'interdittiva antimafia e il provvedimento del GIP di Napoli, del Tribunale di Napoli, nei confronti della società. Quindi questa è la cornice normativa. Chi la vuole applicare, la applica. Chi non la applica, i cittadini gli chiedono di applicarla. Se lui continua a disapplicarla, i cittadini poi sì. Queste sono le norme di riferimento relativamente alla valutazione di impatto ambientale e alle opere di compensazione. Non ci facciamo illusioni. Quando il Monti nel 2011 è andato al governo, ha modificato il codice appalti e ha detto che per le opere compensative e per la mitigazione di impatto ambientale era pari al 5% del costo dell'opera. Monti l'ha portato al 2% del costo dell'opera. Non è che ogni sindaco della tratta ha ammesso che ognuno, no? Si dice, vabbè, io voglio l'angelo che scende dal cielo, quell'altro vuole un'arena fatta a Piazza Palladio. Cioè, ci sono dei limiti e il costo è il costo del preliminare, del progetto preliminare. Va bene, quindi se il primo lotto qui costa, abbiamo detto 4.400, sono 88 milioni di euro da ripartire tra tutti i sindaci e tutti i comuni, diciamo, e che hanno all'interno il disinquinamento, perché voi sapete che c'è un salto di siti inquinati da Verona a Porta Nuova fin qui, ci vuole quel disinquinamento, le barriere contro il rumore, i tappetini per le vibrazioni e in più altre opere che riguardano opere idrauliche. Quindi chi è che diciamo vende, chissà quanto ci guadagniamo, poi alla fine dovrebbe pure fare un po' onestamente i conti con i vincoli che la normativa frappone. Ultima questione, la via regionale. La via regionale è un parere. Parere vuol dire che poi quel parere della via regionale va al soggetto che è competente, che è la commissione via speciale, perché questa è un'opera ritenuta strategica ai sensi della delibera 121 del 2001 e quindi gli veniva applicata la cosiddetta ex legge obiettivo, una procedura speciale diversa da tutte le altre. Quando la commissione via guarda, ti dice qui va bene o non va bene, ma non è finito, perché poi, proprio perché è un'opera, diciamo, assoggettata ad una legislazione speciale, la commissione via del Ministero dell'Ambiente trasmette il parere al Ministro, il quale, contrariamente alle opere normali, non fa il decreto,
trasmette il parere al CIPE e al CIPE a maggioranza, integrato dal Presidente della Commissione della Regione, approva, appunto. Quindi la valenza e l'incidenza della Commissione via regionale, a me sembra che no, sia un assoluto, è molto ma molto relativo. Mi pare che abbiamo acquisito davvero tante informazioni questa sera. Io ringrazio la consigliera comunale che è presente. Sarà perché la passione politica e poi passione civile deve esserci sempre, anche quando come me non si è più attivi nelle istituzioni. Quello che voglio che rimanga un po' di questa nostra serata è, intanto, certo è meglio il ferro della gomma, su cui non c'è dubbio, però è meglio il lento che il veloce. Abbiamo tutte le tratte che usano i pendolari, abbiamo le metropolitane, insomma la cura del ferro in Italia è indispensabile perché c'è troppa gomma, ma c'è appunto da finire ciò che c'è già e da migliorare ciò che c'è già. Ma è un concetto che dobbiamo tenerci caro, che è meglio il ferro della gomma, basta andare via. Io penso che Roma, uno di questi prossimi giorni, si ferma, perché c'è un traffico automobilistico, secondo me fra un po' si ferma, non c'è più un modo, ed è inquinantissimo il traffico su gomma, lo sapete anche voi. Chiudiamo le città ogni tanto la domenica, diventa ridicolo, perché non è che chiudendo le città qualche domenica guadagniamo per la nostra salute. Quello che, se volete, anzi, ve lo consiglio, se non l'avete ancora letta, leggete la Laudato Si. È una enciclica che ci responsabilizza, cioè non c'è nessuno che dice a me non tocca, perché c'è dentro ciò che tocca tutti, anche le nostre piccole azioni, di non distruggere noi il territorio, di non sporcare noi le nostre case, di non usare inquinanti come combustibili. È bellissima, soprattutto dopo Francia, il Covid a Parigi, quello su -2 gradi entro il 2030. La Carta di Milano, che è una carta bellissima, forse, chissà, cosa, Presidente, chiediamo alle scuole di farla conoscere a tutti i ragazzi. Il 29 di novembre, nessuno si ricorda, è la festa di San Francesco, patrono dell'ecologia. Alle nostre maestre, ai nostri consiglieri comunali che sono più attivi, chiediamo di ritornare alla festa degli alberi, cioè ogni scuola metta giù un noce, metta giù una vite. C'è bisogno, adesso che avete provato sulla pelle con la storia della TAP, c'è bisogno che l'educazione ambientale diventi la nostra pelle, altrimenti non ce la facciamo a difendere il nostro territorio, né noi stessi, né nella salute né nell'avvenire, perché di volta in volta ci interessiamo della cosa che ci brucia. Siccome adesso questa è una cosa evidente, c'è una grande partecipazione di popolo, ma l'ecologia è un modo di vivere, care amiche e cari amici. Bisogna farlo diventare un modo di pensare. Quando prima avete parlato delle case espropriabili, mi è venuto in mente, è un detto che usano gli americani, è troppo forte, che mind my yard, nel senso che se tocca a lui, chi se ne frega lì. Siccome se esproprio la mia casa, che non vale niente, mi danno 300 milioni, 300.000 euro, gliela do subito, non penso all'altro. Quindi il rischio dell'egoismo, quando si trattano questi argomenti che hanno una portata lunga nel tempo, c'è. Quindi se l'ecologia non diventa una pelle per noi, alla fine lavoreremo sul contingente, sulla punta del naso. E invece le grandi politiche si fanno se diventiamo educati ambientalmente, perché a quel punto davvero siamo in grado di bloccare tutto, perché sarà la mentalità della gente, anche quando vota, starà attento a chi vota rispetto alla mentalità ecologica. Per cui leggiamo questa Laudato Si, impariamo davvero una educazione ambientale che dobbiamo trasferire ai figli, ai nipoti, a scuola, agli insegnanti, perché se non diventa un modo di pensare, ragiamo dopo. Quando è dopo i danni sono fatti. Il principio di precauzione viene prima. Come in tutte le cose, questa frase che è della medicina, che prevenire è meglio che curare, vale per tutto. Perché poi curare costa di più, Quando uno è malato, tra l'altro, costa moltissimo alla gente. Costa in medicine, il medico, la specialistica, l'assistenza, la pensione di invalidità. Quando uno è malato, costa di più di quando è sano.
Quando è sano è felice, partecipa allo sviluppo del paese. Quindi la cultura ambientale, che per voi è stata una scintilla legata ad un fatto contingente, fate in modo che diventi per San Bonifacio uno stigma. San Bonifacio, a causa della TAV, rende vera nella famiglia, nella scuola, all'ospedale, nelle reti di lavoro, l'educazione ambientale. Allora vedete che le cose vanno un po' meno peggio di come le abbiamo trovate. Forse il più bello sto mondo non ce la faremo, abbiamo già inquinato, però non insistere troppo nel danno. Volevo aggiungervi brevemente 3 questioni. Il signore prima aveva parlato aveva fatto il richiamo alla Pedemontana Veneta. Dovete sapere che sulle vostre tasche di cittadini veneti contribuenti c'è una spada di Damocle che si chiama Project Bond da 1,6 miliardi di euro, che dovrebbe mettere la banca d'affari JP Morgan come beneficiario il general contractor che costruisce questa banca americana. Per emetterla ha chiesto 2 condizioni: un rendimento dell'obbligazione, sentite bene, del 12,4%, cioè i tassi sono a 0, 12,4%, e la garanzia della Cassa Depositi e Prestiti. 2 settimane fa hanno fatto una riunione al Ministero delle Infrastrutture, ma alla fine sta roba qui, come ha detto quel signore, i flussi di traffico sono 12.000 veicoli al giorno, il calcolo è su 40.000 veicoli al giorno, quindi il buco su quel progetto lo pagate voi, o in termini di taglio di bilancio o di aumento di contribuzione. Prima questione. Seconda questione, Verona Sud. Verona Sud sono previsti dal piano di assetto territoriale 8 centri commerciali e con un assorbimento di 400.000 metri quadrati. Le simulazioni fatte sul piano del traffico parlano di 170.000 movimenti veicolari addizionali al giorno, una roba incredibile. Quindi i movimenti, come diceva lei, sono tutti fondatissimi, e la variante 22 del Comune di Verona, con le ipersemplificazioni, fa un pochino rabbrividire. Ultima questione: tra Innsbruck e Borl gli austriaci hanno 270 treni al giorno, va bene? 2 binari, blocco automatico. Sapete tra Verona e Padova quanti treni ci sono al giorno? 118. Allora c'è un problema di ottimizzazione e potenziamento della linea e assunzione di responsabilità. Sarebbe lungo dirvi che lì c'è un meccanismo, si chiama SCMT, sistema di controllo marcia treno, tarato dopo l'incidente del Pendolino, quindi cautelativo per i responsabili della sicurezza. Però insomma, viva Dio, lì c'è una tecnologia che in perfetta sicurezza ti consente di aumentare la capacità della linea, ma se tu la tagli su una roba vecchia, la riduci la capacità, è quello che succede. Quindi lo spazio adesso per incrementare l'offerta c'è e ce n'è in abbondanza. Ci vuole una volontà politica e un criterio di responsabilità di una dirigenza che si assuma le responsabilità manageriali che dovrebbe assumersi una dirigenza di una grande azienda. Non vorrei lasciare un pensiero particolare al signore che ha parlato del lento invece che del veloce. I politici non sono tutti uguali, perché noi di voi non diremmo mai che siete tutti uguali, c'è una bella differenza, perché guardate, questa è un'ingiustizia fondamentale anche per scegliere le persone. Il sistema democratico è un controllo. Se i politici sono tutti uguali, anche voi siete tutti uguali, e non è vero. Vorrei che mi brucio vostra parola, perché siccome io sono sicuro di essere uguale a qualche altro, vorrei che anche voi ritenete che tra di voi non siete tutti uguali, altrimenti tutto avete detto questa sera si inficia, nel senso che ciascuno porta a se stesso la sua responsabilità, la sua identità, altrimenti questo lavoro di questa sera è inficiato dal fatto che tanto siamo tutti uguali, tanto fanno tutti così, perché io non devo sporcare la città, perché io non devo pagare le tasse, diventiamo tutti così, questa partecipazione, questa sera si affloscia. Ringraziamo la Gravaglia per la partecipazione.
cosa per cortesia. Ci sono i 3 nomi che sono andati a Vicenza a decidere perché a venga la prima parte. Allora, I 3 nomi che ha fatto prima. C'era il sindaco di Vicenza, il sindaco di San Bonifacio, il prefetto e mi sembra a Maurizio Gentile, amministratore delegato dell'RFI. Se lei vuole esattamente sapere chi, c'è scritto all'interno della delibera del CIPE che rimette il vincolo, ed è la delibera del novembre del 2000, quando c'è la reiterazione del vincolo. Là sopra c'è scritto, ma anche sull'avviso di pubblicizzazione, qui, avviso di procedimento, c'è scritto sta roba. Grazie a tutti.